mi chiamo Martino Scorcini e in con amici miei 2 mesi fa abbiamo principiato una socio che si chiama Imeloca, giusto appunto per salvare i nomi dei nostri luoghi che si perdono. Voglio presentare i miei amici, quelli che non hanno mica potuto venire, Simon Paolo Verandi, Michele Vorti, o mio fratello Paolo Antonio Scorcini e Gianluigi Ghidi che è presente con me qui e Camille Sabiani che ci aiuta a filmare i nostri filmetti che noi vediamo e tutto. Dunque, un anno fa partecipavo qui ai scontri di toponimia e posso dire che sono scontri che mi hanno indicato il cammino di andare a salvare giusto appunto in dei paesi con l'aiuto di vecchi i nomi che si perdono. Dunque, ciò che noi abbiamo fatto con i miei amici è che siamo andati a scontrare certi vecchi di paesi, certe memorie che ci contessino storie di questi luoghi, giusto appunto, che danno una ricchezza culturale per il nostro patrimonio. E ciò che ci ha fatto pigliare coscienza di più è il fatto che con tutte le urbanizzazioni di Agorzica all'ora d'oggi e costruzioni pigliano a soprano nei nostri luoghi e agli enti danno di più un nome di costruzioni piuttosto che di mantenere i nomi di luoghi che esistono da poi sempre, perché i nomi di luoghi sono una ricchezza per il nostro patrimonio e giusto appunto se non perdiamo questo affare perdiamo una parte di noi stessi. E se noi abbiamo scelto di fare filmetti giusto appunto per dare un'idea a voi per rispondere alla vostra domanda, perché i filmetti toccano di più a gioventù, perché gli iscritti fermano, ma non ci sono mica vestiti di persone dopo, non ti iscritti, voglio dire. E per questo i filmetti si figurano, sono corti, ci sono i luoghi, c'è una parte di storia e toccano di più assai il mondo. E così la gioventù si interessa di più al suo patrimonio e alla sua cultura e tutto ciò che è in giro. Dunque, per chi mi loga, giusto un'occhiata a sta affare, abbiamo scelto di dare il suo nome giusto per dare un'occhiata a una canzone di un gruppo che non tiene assai esordienti, i Meloga, ma di noi per impiegare un parlato sottanaccio, pomontinco, che si perde di più, perché il parlato che ha dobrato più è il parlato cismontinco. Dunque, io quando parlo non dico mica i Meloga, dico i Meloghi, ma giusto appunto è successa qui che ci permette di mettere in andato sul parlato che se ne perde. Dunque, tutto ciò che volevo dire per presentare il mio socio e di noi per dare idea agli enti, ho qui cartolati a esempio se voi volete pigliare per dare, se voi conoscete una persona, una memoria di un paese, di un luogo precisamente, che non venissimo a scontrare e per fare un filmetto in questa persona, un po'. Voilà, ringraziarvi.